Appassionati di futsal, buonasera dal Pala Olgiata di Roma, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Italpol e Circolo La Nebbia Cusmolise, match valido per la quinta giornata del girone C del campionato nazionale di Serie A2. Un tocco con la mano, il Cusmolise non lo ravvisa, però il direttore di gara, mani nei capelli per i giocatori del Cusmolise. Dalla nostra posizione non sappiamo dirvi con certezza se c'è stato o no il tocco con la mano, ma dall'altra parte arriva la rete di Paulinho che sblocca il match dopo 4 minuti e un secondo di gioco. Sale lo spagnolo, guadagna metri, poi libera il destro, allontana Di Stefano, attenzione al contropiede, Barichello molto bene in mezzo a due, allarga per Di Stefano, il pareggio del Cusmolise con la deviazione sotto porta di Barichello che firma l'1-1. Quasi 10 minuti di gioco con Barichello che pareggia, la rete di Paulinho, viene ristabilita la parità qui al Pala Olgiata con l'Italpol che effettivamente dopo il gol si era rintanato nella propria area di rigore, non costruendo più azioni interessanti. Arriva Bernardez all'improvviso che riporta avanti l'Italpol dopo pochissimo. Il Cusmolise sotto di un gol che ora gestisce il primo pallone di questa ripresa con Vinicius, il portiere che sale palla al piede, supera il centrocampo fino in fondo, la tocca in mezzo e arriva il pareggio di Luquinhas dopo solamente 26 secondi. Numero 10 cerca un varco in avanti, si appoggia a Del Ferraro, poi Bernardez, giro palla infinito dell'Italpol, la traversa di Osni Garcia. Ancora il giocatore dell'Italpol per Paulinho che va col destro, Vinicius l'allontana, poi il miracolo su Dario Lopez, finta al destro, poi finta il mancino, va da Ippoliti, ancora Bernardez, se la porta sul mancino, palla in mezzo, la deviazione col petto di Dario Lopez
che firma il vantaggio. Italpal 3, Cusmolise 2, quando sono passati 14 minuti e 41 secondi. Dilisio col mancino va da Barichello, è davvero l'ultima azione questa per il Cusmolise. De Betio, Barichello, palla sul destro, va in mezzo e il pari del Cusmolise, il pareggio 3-3 a 16 secondi dalla fine del match. Il pari firmato dal giocatore, ci sembra, Luquinhas. Ora colpire, manca davvero pochissimo. Ippoliti, Vinicius la para e arriva la sirena. Il clamoroso pareggio del Cusmolise a 16 secondi dalla sirena, strappa un pari al Palaolgiata. C'è tanto rammarico per questo pareggio a 16 secondi dalla sirena, immagino. Già tanto lo sforzo per venire all'intervista dopo questa brutta comunque botta, perché alla fine 3-2 fino a 20 secondi dalla fine, prende un gol così senza avergli mai fatti tirare in porta nel secondo tempo, ma soprattutto pure all'inizio della partita, per concesso 2 contropiedi in tutta la partita. Però loro sono bravi in questo, lo fanno molto bene. Prendiamo il punto, alla fine lo mettiamo in cascina. Alla fine sappiamo, alla fine del campionato sapremo se questo punto è guadagnato oppure su 2 persi.